Buongiorno da Rosolina Mare. Oggi facciamo un mini sondaggio per quanto riguarda gli stagionali. Chi sono gli stagionali? Ragazzi che lavorano per tutta la stagione, molto spesso lo fanno per professione, molto spesso anche per pagarsi gli studi, per pagarsi il viaggio per in inverno, eccetera, eccetera. Quindi seguiamo un pochino di personaggi, il bagnino, il ragazzo degli sdrai, l'animatrice, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo. Alice Bagnoperla, tu sei la seconda stagione che fai... allora, non ti pesa il fatto che gli altri sono in vacanza e tu sei qua a lavorare? Assolutamente no, perché io lavoro solo d'estate e d'inverno invece mi godo io le vacanze. E vai dove? Dove mi porta il vento, in Albania, vado in Spagna, posso andare in Turchia, un po' dappertutto. E tu lavori, studi anche o? No, studio, ho finito di studiare 2 anni fa e ormai basta, sono sul mondo del lavoro ormai da 3 anni. E riesci con la stagione a far tutto Certo. l'invernata bene? Sì, diciamo che un po' con fatica, però ci provo. Bell'ambiente questo? Bellissimo, soprattutto i proprietari. Mirko Basile, un napoletano qua in Veneto, in particolar modo a Rosolina Mare. Tu fai le stagioni, primo anno? Sì, Primo anno che fai lo stagionale? certo. E studi? Lavoro. Allora, l'abbiamo chiesto anche agli altri. E quando gli altri si divertono e tu sei qua a lavorare, quanto ti pesa? Abbastanza. Ma in ogni caso riesci a garantirti un sostegno economico con questo lavoro? Sei moderatamente soddisfatto? Abbastanza. Ma allora, quando si dice che gli operatori poi dopo hanno una stagione d'amore favolosa, succede anche a te? Ma vediamo. Il vediamo vuol dire che ancora deve cominciare. Sì. Quanti anni hai tu? 22, quasi. Alessio Bergantin, bagnino. Allora, tu quanti anni è che fai questo lavoro? Quante 2 stagioni? anni, è il secondo anno questo. Durante l'inverno lavori? Fai altri lavori o studi? Studio, faccio l'università. E quindi riesci a pagarti l'università con questo, Sì, cerco di questo farmi lavoro? su qualcosina. Quindi vuol dire che è il lavoro che rende abbastanza, nel senso che sei soddisfatto. È ben retribuito e mi diverte, anche mi appassiona. Però quanto ti costa il fatto che gli altri sono in vacanza e tu sei qua sopra a controllare gli altri che sono in vacanza? Beh, ma stare qui al mare mi rilassa e potendo comunque stare a contatto con la gente, il tempo comunque passa molto meglio. Tu che università frequenti? Biotecnologie, è un settore sempre di ambito medico per riuscire a rientrare poi a medicina. Per reclutare questo lavoro dove si rivolgono di solito? Ci si può rivolgere alla società Alto Adriatico che ha sede qui a Rosolina. Quindi c'è una cooperativa che gestisce il tutto e tu fai parte di questa cooperativa. Certo. Ecco, ti lascio stare perché sento che ti chiamano e quindi devi sempre essere allerta. Grande. Grazie mille, buona serata. Con Chiara, animatrice, il più bel mestiere del mondo, o sbaglio? Sì, verissimo. Quante stagioni hai che fai tu di animatrice? 7, questa è la 7ª. Lo fai anche d'inverno o solo d'estate? No, solo d'estate perché d'inverno studio, quindi non riesco a farlo. E riesci a mantenerti gli studi con queste vacanze, con questi lavori? Più o meno. Più o meno. L'abbiamo fatto a tutti la domanda. Quanto ti costa che gli altri si divertono e tu lavori? Non tanto, perché alla fine, cioè, se fai questo è perché ti piace, quindi sono dell'idea che si può anche lavorare divertendosi e penso che questo lavoro sia proprio la prova di questo, insomma. Tu sei laureato o sbaglio? Sì, sono laureata. E questo è un mestiere di ripiego o un mestiere che potrebbe diventare il tuo lavoro definitivo? Bisogna vedere, insomma. Si vedrà. Esatto. Ciao, complimenti. Grazie. Ciao.